Dovevano essere al massimo 125 centimetri sul livello del mare, invece sono stati 135 e 138, una doppia variazione che per Venezia rappresenta un mezzo disastro. Due picchi di acqua alta, uno alla mattina e il secondo al pomeriggio, hanno allagato la città cogliendo tutti di sorpresa. A partire dai sistemi che avrebbero dovuto difenderla. Dopo 48 ore di attività ininterrotta, stavolta il Mose non si è alzato, fidandosi di previsioni che sono state smentite nell'arco di poche ore. Alle 10 di mattina le sirene di allerta suonavano ancora una previsione di 120 centimetri, che però a mezzogiorno era diventata di 130. In un caso o nell'altro, la sorte delle zone più basse della città era già segnata. Con l'entrata in funzione, seppur in via sperimentale del Mose, scene come queste sembravano essere state relegate all'album dei ricordi. Invece le sirene hanno suonato poco fa, annunciando un'alta marea superiore ai 130 centimetri. In questo momento sono 135. Naturalmente Piazza San Marco è sott'acqua, così come quasi la metà di Venezia. Per Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco, si sta giocando a dadi con l'economia di Venezia e di Chioggia. 5 centimetri di acqua alta in più o in meno a Venezia fanno una differenza che si calcola sull'ordine delle migliaia di euro di danni. È stata una decisione quantomeno opinabile. Il Mose è stato costruito per essere utilizzato sopra i 110, insieme a tutta una serie di opere complementari che ahimè non sono state neanche a malapena approntate per quel che riguarda perlomeno la piazza San Marco. Quindi ci troviamo in una situazione veramente drammatica. Sopra il 1,40 m l'acqua alta è considerata eccezionale, o forse lo era, visto che si tratta di livelli sempre più frequenti. Ma ad 1,45 m si entra ancora nella classifica delle prime 20 alte maree degli ultimi 100 anni. Negli ultimi anni si è passati da poche volte sopra il 1,10 m a più di 30 volte lo scorso anno, quindi è veramente una situazione in peggioramento. Il cambiamento climatico lo abbiamo visto, in questo weekend ha colpito tutto il nord Italia, ma l'Italia stessa in tante altre zone.